Che caratteristiche deve avere un buon manager? Dal mio punto di vista un buon manager deve saper ascoltare, saper imparare dai propri errori, non pensare di essere infallibile e circondarsi e sapersi scegliere i collaboratori giusti, perché alla fine il risultato è sempre il risultato di un team e non mai di un'unica persona. Luxottica e Aprilia, quale delle due li ha soddisfatti di più? Una domanda difficile. Mentre lavoravo ero soddisfatto sia in un caso che nell'altro. Imprenditori come Cavalier Del Vecchio e Cavalier Francavilla sono persone eccezionali che non ho ritrovato in altre esperienze che ho avuto, per cui direi che averli conosciuti è un valore aggiunto. Insomma, ecco. Sono state a modo loro due aziende eccellenti e soprattutto Luxottica ha una visione, un respiro internazionale che fa vedere il mondo da un altro punto di vista. Insomma, ecco. La tecnologia è importante, ma altrettanto lo è la risorsa umana. La tecnologia viene sempre dopo. Senza la persona la tecnologia non funziona, secondo me. Perlomeno nelle realtà produttive che io ho vissuto. Può darsi che ci sia a Cape Canaveral la parte tecnologica sia predominante, ma sono convinto che comunque poi sono sempre le persone alla fine che fanno la differenza, non le tecnologie.